intorno o dentro le mura dei castelli che incoronarono le alture, oppure si disegnarono in piano entro e presso i borghi del Friuli, nel tempo andò tessendosi la leggenda che oggi, pur apparendoci come una sorta di tela sfrangiata, permette ancora di cogliere fili che aiutano a ricomporla. Dei castelli esistenti in passato, pochi conservano l'antica imponenza, mentre sono numerosi i castelli di cui si rintraccia appena la presenza antica operando scavi, e sono innumerevoli le memorie storiche dei manieri, dei luoghi forti scomparsi che la leggenda lambisce e talora rianima. I testi e le leggende di cui mi interesso qui sono o attinte da autori che le raccolsero da fonti orali, oppure attinte direttamente attraverso la ricerca da parte mia da un luogo all'altro del Friuli. L'esperienza della ricerca sul terreno può dimostrare che almeno in Friuli la leggenda è solitamente scarna. Nel caso dei castelli, una breve traccia è spesso più sicura dei racconti laboriosi con il corredo abusato di gran dame e intrepidi cavalieri, di rapimenti e fughe, di donzelle prigioniere e di feudatari crudeli fino all'efferatezza più feroce. Nella tradizione e pertanto nella narrativa orale sono definiti castelli anche ruderi imprecisabili, ma spesso i toponimi Chiastiel, Chistiel, Chiastiel, Castel, Castellut, Cistielat, Cistiliri, cioè castello nelle varianti locali, tornano nei racconti senza che si istituiscano differenze tra i casi di un ripetitore o del girone o della torre superstiti di un più ampio complesso. I Salvans e i Pagans dovettero essere forse nuclei sparuti di popolazioni superstiti che trovarono rifugio in luoghi difesi dalla natura stessa e dalle opere approntate per sostenere possibili incursioni e possibili assalti. I Cistiei dai Salvans e dai Pagans non sono castelli veri e propri, o meglio non lo sono stati. Si tratta di resti e tracce di opere costruite in epoche di datazione difficile ma non impossibile. Presentando i Salvans, Luigi Cortani dice che, secondo la tradizione, i Salvans abitavano nei boschi e ne uscivano soltanto quando erano affamati per andare in giro a rubare. Il loro fortilizio più famoso è la Corte da Salvan, in Pratistiel. Quando l'edificio era già in rovina e si ritenevano affatto scomparsi i Silvani, 2 abitanti di Casanova, che è un paese della zona, si recarono nella località dove si diceva essere stato il Cistiel dei Salvans per portare via il pietrame bell'e squadrato,
ma vi sentirono suonare grida e volar via sassate che scapparono spaventati e tornarono a casa più morti che vivi. Più numerosi invece erano nella narrativa orale i rifugi dei Pagans, le cui dimore sembrano coincidere attraverso un rapido riscontro con i punti che dovettero essere muniti sia in età romana sia alto medievale e anche in tempi più vicini, risalendo il corso del tagliamento e dei suoi affluenti lungo la Val Degano. Di castelli di Pagans si favoleggia a Raveo, sul Colle Nuvolae, a Luincis, a Pradumbli, risalendo la Val di Gorto e la Val Pesarina. Finiscono distrutti da epidemie, da lupi o da cristiani, secondo la precisa leggenda raccolta nel 46 da Perusini. Sono scarse invece le notizie intorno a fortilizi di Pagans nelle prealpi occidentali, dove semmai si parla di anguani, che potrebbero essere, diciamo così, le corrispondenti al femminile di questi esseri di cui si è, diciamo così, perduta la traccia. Nella zona collinare però compaiono i Pagans veri e propri, come Ugnin che vivevano in Taibus, in Talatiera, o in grotte o in case scavate sottoterra. I Pagani sono invece a Erto, nell'ultima delle valli del Friuli occidentale, la Val Vajont, abitata in età tardo-antica, come attestano tombe e oggetti venuti alla luce nel corso di scavi. Mi raccontava una donna: ai tempi dei Pagani, qua a Erto c'era la regina Claudia. Nel castellate San Martin c'era il castello e il marito di sta regina Claudia si sta morso da una vipera e il s'è morto e la s'è morta in seguito, ma non per morso. Si tratta della leggenda della Longobarda Rosmunda, diffusa in Friuli e nel Veneto e altrove anche, attraverso un notissimo canto narrativo. Non sono molte le leggende di fondazione, sono molti i motivi storici che riguardano la fondazione dei castelli, ma nella leggenda noi ne troviamo poche. Detiene il primato il castello di Udine, anche perché il motivo compare in una cronaca ben antica, in una cronaca del IX secolo. Noi leggiamo: Collem ubi nunc est castrum Utini, pro sua tuizione manualeter fieri fecit. Chi fece fare questo castello è Attila. Attila è inserito largamente nella nostra tradizione orale ed è inserito soprattutto a proposito di distruzione. Questa leggenda, pur essendo reperibile in molte redazioni scritte più o meno manipolate, è presentata qui nel testo raccolto dall'Osterman. Le leggende dell'Osterman sono scritte originariamente dagli allievi che gliele portano in italiano. Lui le traduce in friulano, però non inserisce elementi emotivi che non facciano parte della leggenda. Attile, flagellum Dei, alle venuto in Italia per distruggere Aquilee e dicono che l'era mie cittian e mie ciombe, perché che aveva la musa di Chiang e gli sdiambis di ombre.
e invece di Fevelà deve ordine sbagliato. Arrivati in Friuli, all'ha ordinata ai suoi soldati di fermarsi e dopo plantati il campo, lui al voleva che la sottende fosse più alta di tutti. E allora i 12 soldati e han portato l'elmo plen di tiare, giù il tessuto a lui, durante come il giardino. Così è diventato un lago e con che tiare si è fatta la collina del Cistiello. Risponde a verità storica la distruzione di Aquileia da parte di Attila, ma l'elevazione del colle e la costruzione del castello di Udine sono frutti di fantasia. Però la leggenda può avere una specie di motivazione compensatrice nel ruolo di capoluogo assunto da Udine, chiamata quasi come tale a continuare Aquileia. Dalla leggenda invece che spiega l'origine di Venzone è attestata l'importanza che ebbe questa cittadella murata. Qui la fondazione di Venzone viene attribuita all'epoca longobarda. L'erezione delle mura ha una singolare visita di Teodolinda che non ha niente a che fare con le ragioni storiche. Conti dunque che la regina Teodolinde, a mia mi han dit Gurlinde, veniva a visitare i confini dal suo regno. La regina era gravida e rivade d'ogni dalla Venzonasse e venire in Lidois di Porturì, dove quindi fermassi, ma non crodinsi sicure dai nemici che avrebbero potuto calare giù dai chianai dei Tiarni e dal Fiar e condurre le vie prigioniere, a ordinare ai suoi soldati di murare subito il paese e che in un dì e in un ignot costruire in le mures e le stors di Vencion e da allora in poi il paese è stato per tanti secoli una fortezza importante per impedire l'avanzarsi dai nemici dall'Alto Friuli. Si avverte proprio la traduzione dall'italiano. Comunque la leggenda è interessante, anche se i Longobardi, come accennavo, non ebbero parte nella fondazione molto più tarda di Venzone. Se persiste la nozione dei rapporti tra un castello e l'altro, rapporti che rispondano alle funzioni reali dei fortilizi, delle torri, delle specole e dei ripetitori, nella memoria orale essi risultano collegati da percorsi sotterranei, da gallerie inesistenti nella realtà. Si è perciò tentati di supporre che nella trasposizione fantastica esse indichino la continuità di linee costituenti i sistemi difensivi nei quali ogni opera munita aveva la sua ragione d'essere. Nella galleria, poi, si accentua l'aspetto misterioso del maniero, su cui volentieri indugia l'immaginario collettivo. Il castello di Meduno sarebbe collegato per vie sotterranee a quello di Toppo ed entrambi a Solimbergo. Allo stesso modo, dalla rocca di Monfalcone si raggiungerebbe Duino. Dal castello di Nizza, che ora non esiste più, si raccontava che ci fosse una galleria che usciva presso la chiesa. Si diceva
agevano a tiro di due chiavai sotterra, sono in moli galeries del castello inglese. Anche sotto il bel castello di Zoppola e in mezzo alla pianura si suppone che il terreno fosse forato e percorribile. Il castello di Fagagna e quello di Villalta sarebbero collegati da una galleria che si dirigerebbe a Udine. Sono poi o erano raccontati i cammini sotterranei che si dipartivano dal maniero di Spilimbergo. Dalle cantine del castello parte una galleria sotterranea che porta in Duomo, nella cripta, da dove una seconda galleria si dirige alla chiesa dei Frati, a San Pantaleone. In queste gallerie ci sono scheletri incatenati e alcuni hanno ancora le vesti. C'è chi ha osato percorrere un tratto di queste gallerie. Ha trovato spade e oggetti antichi di cui si ignora l'età e la provenienza. Ovunque si favoleggia del ius prime noctis, il diritto del signore, del conte, del feudatario, di godere la sposa la prima notte di nozze. Diritto esercitato da signori senza scrupoli, e di rado le sventurate ragazze uscivano vive dai recinti castellani, finivano come altre donne godute o scomode oppure testimoni inopportune, murate vive o inghiottite dai trabocchetti, di cui ogni maniero si diceva essere fornito. Si raccontava dei signori di Solimbergo, la portavi in via li bieli giovani e poi li copavi. Una giovane di Solimbergo aveva il maros che gli aveva dato l'anello e sto signor dal cistiello voleva fare 10 che voleva, ma gli ne volest. Dall'indomani all'ancopada, ma prima gli si è spuntata la vena e ha scritto col sangue un biglietto e all'uale ha attaccato l'anello. Dopo l'anello lo ha andiatato. Si tratta di una vicenda certamente modificata attraverso la tradizione orale, per più di una ragione, non fosse altro che le donne del tempo a cui è riferibile questa vicenda raramente sapevano scrivere e difficilmente disponevano di carta, anche se di scrivere fossero state capaci. La storia ci informa dei delitti commessi in più d'uno dei castelli che si fregiano da nomi insigni, teatro di azioni inique. È noto più di altri il caso di Ginevra di Stassoldo, promessa a uno e data ad un altro. La versione che segue risponde ai dati della tradizione orale con qualche indulgenza letteraria da parte dell'autore, che è Dino Virgili. Ginevra di Strassoldo era la più bella fanciulla del Friuli. Suo padre Artico l'aveva promessa in sposa a Federico di Cuccana e invece la diede poi a Odorico di Villalta. Mentre la carovana nuziale, il corteo nuziale, arrivava al ponte di Villalta e Odorico stava per abbracciare la sposa, una banda di guerrieri assalta il castello. Nella mischia che ne seguì, Ginevra scomparve svenuta. Quando rinvenne,
si trovò in una stanza del castello e dinanzi a lei, a braccia conserte, Federico di Cuccana. Si coprì il viso con le mani lei, ma Federico le si gettò addosso e le strappò il velo da sposa, i fiori dal capo, tutto, ma lei trema di terrore, si sente mancare e resta immobile e impietrita. Quando, tanto tempo dopo, Odorico vinse Federico e penetrò nel suo castello, trovò in una torre una statua di pietra che aveva il volto di Ginevra, la bellissima. Credo sia un'aggiunta a quella che al bacio di Federico Ginevra si senta, al pari di Biancaneve, palpitare il cuore in petto. Le Renche volte, quindi risaliamo al XIII secolo, dal Cistiellat di Palombar, un conte tan triste che al marturgiave la int, al robave lis plubielis fantatis e dopo velis giuldudis les faseve murar vivis. Dulà che a lei il vecchio fortin divenciò, all'era un altri Cistiel, e il conte di che stagliere sempre in guerre con quel dal Palombar. Une fieste, la famiglia dai conti di Palombare le ha messe a Venzò. Il figlio del conte dio della biele fie dal son ennemi e si innamorò di lei e la fece domandare al pari, dicendo che così finiresse le guerre tra di loro. Ma che sti anni ha? E ne quart che i giovani si intendevano fra di loro, per forza al mandà Muignie, la povera fantate, dal convento di Sant'Agnese. Facilmente l'innamorato al podessa vedula che gli era la sobiele e mettesi anche d'accordo con lei per stampare insieme in Germania. Un ignot d'un viaggio che affloccava la neve tanche pangei e l'aria albuginava pal bosco, il conte dal fortin al vigner Sant'Agnese con due servitori dei più fedeli. A spietare la moglie che doveva stampare dopo la completa di miei genitori e alla spietà d'un freddo di morire con l'os che urlavano di fame e a venire in giù dall'Ambrosè fin d'ogni dal convento. Verso la une aveva dato il segnale. La moglie si distira per chiere per stampare fuori per un gattul, il morosi dalla man per aiutare e in quel si sente un gran sussurro. Rodin si scuviart, il conte al va per drezzare di colpi l'amorosi e gli al dà un cigo. La tira fuori impresse, ma era morte. Dal drezzale gli aveva rotto il fil di schiena. Il sussurro era stato fatto da una grande livina che buginante colava giù dai cresti de croce. Disperato, il puer conte l'ha appoggiata al sottoporti d'eglise e ha stampato pellegrini a Gerusalemme e nessuno potesse sapere mai più nulla di lui. Il conte dal Palombar, saputo il caso, coi suoi fidos fece subito guerra a quel dal fortin. Ma la famiglia di questi udate dai Venzonas lo vince e dati da Orman entrare in tal cistieli che bruciare in mutanti io, femmine, frutti, soldati e murais, io padrendesime. L'assedio è un momento che finisce per essere
in più casi risolutivo della vita del castello. La più nota delle leggende riguardanti un assedio è ben lontana nel tempo e svolge il motivo diffusissimo degli assedianti ingannati dallo stratagemma della simulata coppia di viveri. In Friuli numerose versioni riguardano non un castello vero e proprio, ma una grotta munita. Si tratta di antro sopracividale. Quando Isclas ci riven di occupare il Friuli, la regina di Cividad si riparà le grotte di San Giovanni d'Antro e i suoi soldati si accampari te ville di Biacis. L'era tantim che erano assediati. Ormai la regina aveva finito i vivers, per cui avrei dovuto rendersi parfum. Ci pensare anche volte. Vignude sulla porta de grotte, con l'ultimo sacco di formento che aveva, lo butta giù a Isclas che era in sotto di Sint. Tanti sono i grandi formenti che ho sbutin e tanti sono i sacchi che non vincono. Stai pure a assediamus, che no non si renderemo mai parfum. Fat con sé, allora, i capos e hanno deciso di abbandonare le imprese perché l'assedio al Sareslat massa per slunghi. La regina, per ringraziare Dio di averle liberate, ha regalato certi campagne alla iglesia di Pontea, dove erano incampati sclavi, con l'ordine di distribuire la viglia d'Epifanie ogni anno a tutti gli sfamesi 2 pans e 2 boccai di vino. La regina ha regalato a una famiglia dal paese la corlette, la roccia e il fus d'aur che gli droppava. Le grotte di San Juan si vedono in timoli sbusi dove i soldati pestavano il formento e il forno dove cucinavano il pan. Il motivo degli assedianti ingannati si racconta ancora a proposito del castello di Toppo. Una volta avevano assediato il cistiel di Toppo e avevano dimostrato di blava, ma lo messedavano facendo vedere che andavano tanta. E l'unica peccia di formai che avevano l'hanno buttata io per i roris e gli assedianti hanno detto. E se loro hanno tanta roba da buttare via, non la finimpi e sono giusti. Annoto subito che non potevano, in tempi di castelli feudali, avere tanta blava, perché la blava non esisteva da queste parti. Il Gran Turco arrivò, il mais arriva a noi molto più tardi, ben dopo la scoperta dell'America, perché arriva dall'America. Prima avevano frumento, avevano avena, avevano segala, avevano orzo, avevano altri cereali. Una parte notevole dei castelli friulani venne distrutta a più riprese fin dall'epoca patriarcale e il dominio della Serenissima non segna l'avvento di tempi pacifici. Nessuna difesa valida riesce infatti a frenare le invasioni dei turchi che a più riprese sconvolgono il Friuli desolandolo da un capo all'altro, spingendosi fino al limite occidentale, ai piedi dei monti, cioè fino a Montereale Valcellina. Sono più che inquieti poi i primi decenni del Cinquecento, perché la regione è percorsa dagli eserciti nel corso delle guerre tra Venezia e l'impero ed è desolata poi
dalle inaudite violenze che opposero tra loro nobili e popolo nella cosiddetta rivolta degli strumieri degli Zambarlani nel 1511. Nello stesso anno, 1511, un violento terremoto aggiunse ai danni della rivolta il disastro. Le leggende che riguardano l'abbattimento completo o parziale dei castelli danno poche indicazioni riguardo ai tempi in cui la distruzione avvenne. Attila compare quale causa della distruzione di parecchi manieri, ma occorre ripetere che in Attila si identificano, almeno per quello che riguarda il territorio friulano, gli invasori di molti secoli. Attila l'è passata, l'ha distrutto il castello di Mania e lo ha bruciato. La strada che va su dal castello di Mania fino in Crivola, che è una località della Valcellina raggiungibile attraverso la Valcolvera e la Pala Barzana, a che strada è dicevi strada di Attila. Secondo altri informatori è invece strada dei Turks dalla Miegialuna o Entia strada di Napoleone. Nel quadro leggendario la distruzione rappresenta il momento risolutivo della vita di un maniero, ma è anche il presupposto delle storie che intorno al suo essere stato sopravvivono. Tanti anni fa, secoli, Montereal era guidata dai conti, per sé comandava Dutlou. I nostri svecchius era come schiavi. Se io lo vedeva portare via anche una foglia di vita e faceva fare 3 anni di militare. Io hanno costruito un castello sulla nostra monte e la chiesa del cimitero con dentro le sottombis, che sono intimate al pavimento. È venuta dalla guerra e è durata tanto. Nadì al passa Attila coi uomini che aveva carta bianca e hanno distrutto tutto il castello. Dopo altacà cambiato un po' la vita dei nostri vecchi. Non sempre, tuttavia, la distruzione del castello è da attribuire a cause o a eventi di forza maggiore, ma alla prepotenza, alla crudeltà e agli arbitri dei signori, ed è quest'ultimo motivo permanente, o almeno fino a quando si raccontava, nell'immaginario popolare. Io conti come che le hai sentute la liende dal Pluyal, di quel dei partistans, che di faedis lo han buttato io per rabbia, perché i paron se erano tristi, coppavano e immuravano, an facevano di ogni sorte. L'era di sere e ormai il castello cominciava a laiù sotto le mani dei contadini che sapevano lavorare perché i lavori, che dal castello coppas o stiampas. Dome la contessa e era arrestata e anche lei ci rive di salvarsi e portava con sé una sconuta col suo fruttin. La sconuta era d'aur e il fruttin biel come un agnolot. La sua mamma voleva portarlo lontano, ma un uomo la viò, la chiappe e la sconuta e colle con il nenin. La mamma e vai e ci di farsi aiutare la sul suo frutto che al vaive partiere. Dove l'avi tu i domande e l'uomo mettinsi a ridi dal suo dolore e dal suo spavento. La Mari lo pre, lo scongiuri, che i fasi cieca lui, che la coppia anche, ma che non gli fasi male alla sua creatura, che la salvi. O ei la scune al dis che il ridinte.
Tiolti la scuna e duce che tu us, ma lasciami il picciolo, o vuoi anche il fruttiglio, e a sclope tu ne ridade di besteate, al chiappe la contesse palquelle alla cope, poi al chiappe il frutto e gli mette un pizzo sul quel come se al postato ne sorrise. Ma quando che slunge la man sulla scune, queste si mette a rodolà giù per monte, e lui da ur che non poteva chiappare, finché arriva sotto de torate e un clappi con la parsore e la cune e gli sparide. La leggenda è mutila, comunque a tempi non definiti, ma a distanza di secoli, la cuna ricompare e chi riesce ad impossessarsene, e questo è un motivo molto noto, deve ancora nascere, anzi deve ancora essere piantato l'albero o seminato l'albero che crescendo sarà il legno per fabbricare la sua cuna. Un'ombra inquieta è quella di un antico castellano di Moggio, il cui castello doveva sorgere là dove ora è l'abbazia, anche se l'abbazia è molto antica. L'era una volta da bande di muez, un castellano giovane, biel, signore e potente, che aveva sposato una contessa che era giovane e che lui l'amava con tutto il cuore, ed ogni di lei l'era felice. Ma la felicità non dura in questo mondo. Il castellano clamato dal re al dove là in guerra. Va in, al de una bussata a sua sposa e al partito. E gli non podinta adattarsi a questa separazione e vaive sempre a clamare sempre il suo e buttate malade in poco tempo morì di disperazione. Tornato il castellano dalla guerra, non c'è tanto lui la sua sposa, si buttò in tutte le disperazioni e si arrati in tal cistiello non si lasciava mai via di nessuno. Dome di gnot, al clar di lune, agli escive per i boschi e per montagne, clamando la sua femmina. A conti che antimò, dulà calere il cistiello, quando alle clar di lune, la int dall'aupe e viot un'ombre misteriose zirà zeminta torda sorovinis. Recitato un requiem, duc stiampin di porre dall'anime del castellano. Fantasmi paurosi popolavano il castello di Pinzano e si mantiene ancora viva la tradizione dei delitti che vi furono commessi. La leggenda che segue è dell'Osterman, è ottocentesca e risente chiaramente degli aggiustamenti e delle traduzioni dell'Osterman. D'ogni dal cistiel di Pinzano di gnot nessuno la coraggio di passare, perché avio din sempre ombris e spirits, che arrias di tiadenis che corren attorno urlando. Una sera, dopo che era sognato dell'ore di gnot, l'ore di gnot era l'Ave Maria e era costume di ritirarsi. Una puare femmine sentiva passati che bande. I raggi de lune entravan attraverso dei balcons illuminanti una parte solamente das muralhas scrostades, su cui si vedevano antimoi avanti dalle spisturis dal palazzo.
La femmina slungava il passo, quando un ciul spaventoso la fece voltare in daur e vedè un guerrier vestito tutto di fier che era salito da un leone. Lui gli aveva la spada e lo ammazzò. Che pure femmine, spaventate a vedere che sbrutti robis, con il svenimento clamante aiuto. In suo soccorso venirono gli saganis dal tagliamento e che dall'arzin che portarono un caffè e poi piade su la volevano menare con loro. E se io non avessi invocato la Madonna e aiutare, nessuno le avrebbe più vedute. Gli sagani si schiamparono a sentire il nome di Maria e la pure femmina si salvò solamente in grazie che la Madre di Dio le ha proteggute. È una leggenda che diventa interessante perché si tratta di più motivi e perché a un certo momento compaiono le agane e le agane sono spiriti non di bene, ma sono spiriti qui ritenuti malefici. Le agane la soccorrono e c'è anche il motivo molto, molto anacronistico del caffè che le offrono, loro che vengono su dalle acque del tagliamento e dell'arzino. Non è il caso di pretendere di presentare tutti i fantasmi, le ombre che popolano i manieri friulani, ma tra le più oscure dobbiamo annoverare quelle del castello di Ragogna. Mi hanno contato che una volta in tal tistiel di Ruvigne era una gran bestiate che ogni sera mangiava crette e tiere e di dì compariva in forme di puro. Un ignot, una femmine per farsi via di brave, a volelata al tistiel, ma spauride perché aveva veduto queste bestie a morire. Perché scumò il prete di San Pieri, parrocchia dove sono le rovine, ogni anno, la sera dei Santi, al benedì sperdut il tistiel. Le presenze inquiete e per qualche verso singolari del castello di Ragogna sono certamente da ricondurre alla sua storia, a cominciare dalla vicenda del Longobardo Sfrid, l'usurpatore del ducato che fu confinato cieco in quel castello. E anche importa la sua ubicazione sull'importante passo del tagliamento e ancora il fatto di essere stato, quando era già rovinato, asilo di briganti di strada, come si racconta ancora oggi. Anche quando il castello è scomparso, permane la credenza che si celi sotto i suoi ruderi il tesoro, che è argomento di leggende tra le più antiche e anche tra le più diffuse. Nel Chiastileri, ossia nel Castelliere di Gradisca, questo territorio, questa zona difesa e munita, in questo castelliere c'era un tesoro. Un giorno d'inverno una carrozza nera con cavalli neri stava salendo la strada che da Gradisca va a Provesano, proprio sotto le colline del Chiastileri. Inforcata una stradiciola, scomparve per riapparire all'imbrunire sul Chiastileri. Alcuni curiosi salirono senza farsi scorgere fino alle mura diroccate di una casa e attesero. Quando fu notte, dalla carrozza discese un signore vestito di nero che sembrava il demonio in persona.
e dirigendosi verso un albero stroncato incominciò a contare i passi con una carta. Si fece portare dal cocchiere un badile e cominciò a scavare. Ad un tratto echeggiò una risata soddisfatta e il cavaliere trasse dalla terra una cassetta d'oro. I curiosi e esterrefatti si gettarono sulla cassetta, ma un fulmine illuminò l'uomo nero e questi morirono di paura. Solo uno, sopravvissuto, vide scomparire la carrozza e l'uomo nero trasformarsi in fantasma con la cassetta tra le mani e scomparire sottoterra con un rombo pauroso. Si dice che viva solitario nel castelliere sepolcro. Per questo ogni notte tutti gli esseri viventi possono udire nel chiastileri risa e il tintinnare delle monete d'oro. Questi tesori costituiti da cumuli d'oro, da cassette di monete, sono meno interessanti di quelli costituiti da preziosi animali. Vi è una chioccia con pulcini e uova d'oro che dovrebbe essere sepolta in una galleria tra il castello di Monfalcone e quello di Duino. A Fagagna si racconta che stia una scrofa con porcellini d'oro che fanno la guardia a un grande tesoro nascosto. Tra le robes che han platat in che volte di Ezzelino, a proposito della conquista sua di Fagagna, era la purcite d'aur coi purcituz. Mi par consis, non si sance pues de galerie e troppo in dentro che gli state platate. Io mi visi che no altri fruts si lave sulla torate, cioè sulla torate del castello di Fagagna. Si saltava dentro e si diceva: senti tu quale ciondar sotto, che è la purcite, bisogna dire al conte Squin che la ciri. E un singolare oggetto d'oro dovrebbe trovarsi a Monte di Buia sotto le rovine del millenario castello. Sulle colline di Monte, Parantì, all'era un gran cistiel che la occupava tutte, da Sorelieva fino a Soreliamont, e gli rimplacis, toratis, puartis, muris, stialis, zardins, fantanutis e dos glesi, che di San Laurinci dal Miece, che gli intimò, ma ingrandide, e che di San Bastian dal palazzo dal patriarca di Aquilee. Si conte che des grandis occasions i signori dal Cistiel e usavano a metti fur in segno de lor potenze e richiece une lunghe chiadene d'aur cui dice tor des muris, cui invece nome detorate di mieci. Quando il Cistiel è stato distrutto, la chiadene gli era stata dal sotterraneo, là che si dice che si intimò. Se dignotto vais su quei 4 murs che sono restati dal Cistiel vecchio, ho sentito srondenà che chiadene sottiere e cae là feminis e cavaliers che ti ammini ridinte saltando di un'eccisia di che altre cence fevelà. È la leggenda come la racconta Pieri Menis nelle sue Legendis di Buia. La maggior parte delle leggende di tesori, anche la più interessante, riguarda depositi vincolati, custoditi, come ho già detto, da mostri, serpenti
demoni o anime confinate. Queste anime confinate a vagare sulla terra dispongono di brevi e determinati tempi per apparire ai mortali e invitarli a liberarli. Ma il tesoro è quasi sempre inviolabile, quali che siano le prove che il mortale tenta di superare per appropriarsene. Nel castello di Zucco c'è un tesoro, Zucco è sopra Faedis. Una volta un uomo di Porzus è andato a Faedis a prendere vino e tornava a casa a mezzanotte. Ha visto un uomo dalla cui bocca veniva fuori fuoco e dentro in bocca aveva una chiave e gli ha detto: tirami fuori questa chiave che farà la tua fortuna e mi salvi. L'uomo, pieno di paura, non voleva ed è andato dentro. Quell'anima gli ha detto: ho piacere che tu ti rompa una gamba prima di arrivare a casa. E l'ha rotta e ha detto anche: ad avvenire un uccello e ad apportare un seme di pino, e quando il pino sarà grosso si taglieranno le tavole e si farà la cuna per quel bambino che quando sarà grande sarà la sua fortuna. La leggenda che riguarda la famosa Dama Bianca del castello di Gorizia la riporto nella elaborazione ottocentesca del conte Coronini Kronberg. Molti anni fa imperava nel castello di Gorizia la crudele e avida contessa Caterina, che aveva molti servi al suo servizio e possedeva 7 feroci alani istruiti a sbranare chiunque a un semplice cenno suo. Durante una notte tempestosa si presentò alla porta un corriere proveniente di Aquileia e recante un pesante sacco pieno d'oro che doveva consegnare a un castello vicino. A causa dell'infuriare del maltempo, l'uomo chiese asilo per la notte. La signora accolse la sua richiesta, ma stuzzicata dall'oro e sapendo che egli doveva proseguire il viaggio, incaricò un suo fido servo di aizzare i cani contro di lui. Il capitato non tardò a soccombere e la contessa poté togliere alla salma il prezioso carico per aggiungerlo di propria mano ai molti ammucchiati nei sotterranei. Il servo, che non era meno avido della sua padrona, la seguì e la uccise nel momento in cui lei abbandonava il nascondiglio. Ma anche questo secondo delitto fu compiuto invano. Per quanto assidua fosse la ricerca del servo infedele, egli non riuscì a scoprire il luogo dove stavano nascosti i tesori. Da allora, a intervalli di 7 anni, lo spirito della contessa compare con i cappelli al vento avvolte in bianche lenzuola e circondata dai suoi cani. Se si trovasse una persona intrepida che chiedesse allo spirito di mostrargli il luogo dove sta nascosto l'oro, solo allora potrebbe ritrovare pace. L'antica paura della gente per il castello forse soltanto ora va attenuandosi, mentre si spopolano i castelli o cadono sgretolati e si acquista coscienza che essi testimoniano il passato e sono storia nella storia del Friuli.